ringraziare l'Università di Udine per aver organizzato questo evento, in particolare il professor Strizzolo che si è mosso in prima persona con grande energia per coinvolgere tutta la comunità locale e fare di questo evento non solo una lezione universitaria ma un vero e proprio evento pubblico. Il che è possibile anche grazie alle potenzialità dei sistemi informatici di cui siamo dotati. Noi in questo momento stiamo usando un sistema informatico che già era esistente, quindi che era preesistente nell'Università di Udine, che veniva utilizzato, come mi ha informato il professor Strizzolo, per fare delle riunioni e che attualmente viene utilizzato per quindi sfruttando le sue potenzialità per fare la didattica online. Questo ci dà un'idea del fatto che noi vediamo un mondo dotato di certe tecnologie, ma ancora ignoriamo completamente tutti gli usi potenziali che possiamo fare di queste tecnologie. O meglio, i più ignorano gli usi. In realtà c'è chi quegli usi già li mette in atto. E qui vorrei, per iniziare il mio intervento, farvi una breve descrizione della realtà cinese, la quale, almeno dove vivo io, è molto diversa da quello che molti italiani si immaginano. Molti italiani credono che la Cina sia il paese delle biciclette descritto da Tiziano Terzani. Io vivo in una città che si chiama Shenzhen. Shenzhen si trova geograficamente nella parte continentale di Hong Kong. Dunque sapete che Hong Kong è un'isola, ecco, di fronte a Hong Kong, sul continente, come diciamo noi, c'è Shenzhen, che è una grande area metropolitana che conta ufficialmente tra gli 11 e i 16 milioni di abitanti, ma in realtà ne ospita circa 20, quindi siamo intorno ai 20 milioni di abitanti. Ora, tanto per farvi capire, questo è poco meno della popolazione dell'intera Italia del Nord, cioè della parte più popolosa dell'Italia. Ed è superiore alla popolazione di molti stati, è quasi il doppio della popolazione dell'Olanda, del Belgio. Ecco, quindi, tanto per farvi capire la realtà in cui viviamo da un punto di vista demografico. La città è una città particolarmente moderna, una città completamente nuova. 40 anni fa era considerata un villaggio di pescatori che contava appena 900.000 abitanti e per 20 anni è stata la città con la maggiore crescita di popolazione annua al mondo. È una città quindi nuova nel senso che è partita dall'essere una piccola cittadina periferica al trasformarsi, grazie alle leggi particolari che sono state adottate per farne una zona di scambio economico speciale, un vero e proprio hub della tecnologia e della finanza. In questo momento a Shenzhen ci sono alcune delle maggiori, ci sono le sedi principali di alcune delle maggiori compagnie tecnologiche del mondo, tra cui Baidu, che è la Google cinese, e Tencent, che è l'equivalente di Microsoft, diciamo, ecco, non è proprio così, ma insomma gestisce WeChat, che è una chat che in molti paragonano a WhatsApp, ma in realtà è una chat molto più potente che copre una buona percentuale del web cinese. Tra l'altro questi due edifici sono relativamente vicini l'uno all'altro e io ci lavoro proprio in mezzo, perché io lavoro in una clinica privata come counseling psychologist e quando ho cercato più volte di perdermi camminando insomma nelle strade per vedere dove potevo arrivare, ma non potevo mai perdermi perché il mio edificio sta proprio in mezzo tra Baidu e Tencent, e entrambi hanno fra l'altro due grattacieli avveniristici dalle architetture assolutamente avveniristiche. Vi faccio solo un esempio per farvi capire cosa significa quando parlo di modernità. Da quando io sono arrivato a Shenzhen, io ho preso il portafoglio, che in Italia è uno strumento indispensabile, e l'ho messo in un cassetto segreto, in modo tale che nessuno lo trovi, e non l'ho più tirato fuori. Io faccio tutto col telefonino, quindi
Si può vivere senza portafoglio, ma non si può vivere senza telefonino. Tutte le transazioni economiche avvengono attraverso WeChat, quindi io non vedo più contante da diverso tempo, si vede, il contante continua a circolare, ne ho un pochino per le emergenze, non me lo porto mai dietro, perché l'unico caso in cui dovessi avere bisogno del contante sarebbe se il mio telefonino si spegnesse. Però qualunque tassista, qualunque negoziante, qualunque bar è dotato di stazioni di ricarica o di fili di ricarica del telefonino, quindi non si corre mai il rischio di rimanere senza batteria del cellulare. Il cellulare viene utilizzato per fare tutto, quindi anche per entrare in metropolitana, per esempio. Io ho preferito farmi la classica tesserina della metropolitana, l'abbonamento, ma in realtà non ne ho bisogno, potrei tranquillamente scansionare un QR code sulle macchinine a rondelli, no, dell'ingresso della metropolitana, e verrei immediatamente, e il pagamento avverrebbe direttamente sul mio telefonino. Un altro esempio è la tecnologia di tracciamento delle persone tramite riconoscimento facciale. Ovunque a Shenzhen ci sono telecamere, i luoghi privi di telecamere sono pochissimi, e dunque, per esempio, se io entro in metropolitana e facessi come si vede fare a Roma, per esempio, che saltassi il rondello, ecco che immediatamente mi arriverebbe un messaggio sul telefonino dicendomi che devo pagare esattamente l'importo relativo al percorso fatto. Quindi verrei immediatamente identificato da una telecamera in ingresso, da una telecamera in uscita, e mi arriverebbe immediatamente il pagamento, con sanzione ovviamente. Siamo nel futuro rispetto all'Italia, è chiaro, è evidente, no? Perché questo non implica solo l'avere una tecnologia, ma implica l'avere un'integrazione di sistemi. Considerate che il più povero dei venditori ambulanti, persone che noi guarderemmo come se fossero dei senza tetto, ha un codice QR code affinché la gente possa pagare con il telefonino direttamente, trasferire il denaro direttamente sul suo conto online, quindi da telefonino a telefonino. Quindi questo per farvi capire come questa tecnologia sia assolutamente radicata sul territorio e non ci sia alcun digital divide su questo. Non esiste il digital divide, non esiste l'anziano o il povero che dice sono troppo vecchio o troppo ignorante per acquisire questa tecnologia. Quindi WeChat, che è la chat più diffusa per la comunicazione interpersonale, per i pagamenti, per tutta una serie di altre funzioni che ora vi descrivo, è ubiquitaria. Cioè, non si può immaginare un cinese privato del suo telefonino, perché un cinese privato del suo telefonino viene privato di tutta una serie di strumenti di lavoro, viene privato di una serie di strumenti di comunicazione con gli altri, e viene privato della possibilità di muoversi tranquillamente, di pagare, di svolgere una serie di servizi. Quindi il telefonino è una parte fondamentale della vita del cinese e della sua identità. Okay? Sempre più andremo in questa direzione anche nei paesi occidentali, anche se ancora non siamo arrivati lì. C'è anche un contesto culturale diverso. Vi dicevo che la Cina non è più quella delle biciclette. Naturalmente non tutta la Cina è uguale, Shenzhen è una realtà pressoché unica, ci sono alcune altre grandissime città che possono insomma essere equiparate come livello di modernità a Shenzhen, però la maggior parte della Cina è ancora un pochino indietro. Certamente non per quanto riguarda gli esempi che vi facevo. Tecnologie come quelle di pagamento sono diffuse ormai ovunque, anche nelle più profonde campagne cinesi. Dovunque arrivi internet, e internet arriva dappertutto. Ci sono naturalmente delle zone remotissime della Cina dove la situazione è ben diversa, ci sono anche dei livelli di povertà ancora abbastanza gravi, però la maggior parte assistiamo a un grande flusso demografico, a un grande flusso migratorio dalle campagne alle città. Questo perché? Perché le città offrono delle condizioni di vita che sono considerate di qualità superiore rispetto alle campagne. Bene, in questo contesto,
che è difficile da capire se non lo si vede in prima persona, se non lo si vive, soprattutto provenendo dall'Italia che è fatta di piccole città, arriva il coronavirus. Le persone il 23 gennaio vengono messe in quarantena. Di quante persone stiamo parlando? La Cina fa un numero di abitanti che è intorno a 1 miliardo e 400 milioni. C'è chi dice 1 miliardo e 3, c'è chi dice 1 miliardo e mezzo. Comunque è un numero rilevante. Il 23 gennaio tutta la Cina viene messa in quarantena. Le misure di quarantena sono adottate dalle singole province cinesi in modo diverso. Le grandi città adottano delle misure di sicurezza piuttosto severe, per cui per esempio era possibile, sono stati fatti dei decreti, esattamente come in Italia, ma il tipo di chiusura che in Italia si sta cercando di realizzare in questi giorni e che il Presidente Conte ha annunciato con il suo discorso di ieri sera, è avvenuto di fatto in Cina immediatamente. Quindi chiusura immediata di tutte le attività, mantenendo in piedi solo le attività essenziali. Quindi solo farmacie, supermercati e catene dei prodotti essenziali. Le poste, un minimo i trasporti, ma inizialmente sono stati chiusi anche quelli, sono stati riaperti 2 settimane dopo. Quindi tutte le attività non essenziali sono state immediatamente chiuse. Si era in vacanza, perché vi ricordo che il coronavirus ha fatto la sua apparizione in Cina in un periodo di vacanza, nel senso che è vero che è apparso in dicembre, e la Cina era a pieno ritmo di lavoro, ma i primi focolai epidemici seri sono emersi in gennaio, quando erano già iniziate le 2 o 3 settimane di vacanza del Capodanno cinese, che è una festività importantissima, paragonabile al nostro Natale, ma molto più lunga, cioè presa molto più seriamente. È una vacanza vera e propria di almeno 10 giorni, non è che si sta 2 giorni a casa, poi 2 giorni si torna a lavorare come durante le nostre vacanze di Natale. Sono 10 giorni almeno continuativi di vacanza. E in questi 10 giorni avviene un'altra migrazione pazzesca, che è una migrazione verso la propria città natale. Quindi centinaia di milioni di persone si spostano. In questo contesto è avvenuta la diffusione dell'epidemia del coronavirus. Quindi immaginate l'importanza di WeChat, per dirne una, in questo contesto. È diventata la finestra sul mondo. Ora, cosa è successo? Ci sono stati dei momenti diversi. Il primo momento è stato che le persone si sono trovate chiuse in casa, quindi obbligate a restare in casa. Era possibile, per esempio, vi dicevo, a Shenzhen uscire solo per massimo 1 ora per andare al parco a fare una passeggiata, mantenendo comunque la distanza di sicurezza dalle altre persone, che non è di 1 metro, è di 4,5 metri qui in Cina. Quindi le persone stanno lontane. Ma non voglio parlarvi di questo, vi voglio parlare di quello che è successo con i media. È evidente che in una situazione di questo tipo moltissime persone hanno avuto paura e si sono barricate in casa, e i parchi, le strade, i marciapiedi erano tutti deserti. Per rimanere in contatto con gli altri e rimanere informati, tutti si sono messi su WeChat. Ora vi dicevo che WeChat non è come WhatsApp, fa molto di più. WeChat è come mettere insieme Google, Facebook, i forum di una volta che giravano su internet. Ci sono contenuti di ogni tipo, ci sono i gruppi di discussione. Quindi tutti passavano la vita su WeChat e si scambiavano informazioni su WeChat. Il problema è che le persone spesso, come abbiamo visto in Italia, non hanno né le competenze né le capacità riflessive per interpretare le riflessioni. In Italia su Facebook a un certo punto è venuto fuori una serie di messaggi che diceva siamo tutti epidemiologi. Bene, in Cina siamo diventati tutti epidemiologi perché hanno cominciato a circolare queste informazioni sul tasso di mortalità, per esempio, del virus, comparazioni con l'epidemia di SARS, eccetera, ma la maggior parte di noi non aveva la più pallida idea di cosa significassero quei dati. Quindi qualcuno si è messo a studiare, ma la maggior parte delle persone li utilizzava più che altro per passare il tempo. Ovviamente proprio perché questi dati erano di difficile interpretazione, hanno provocato ancora più incertezza, e a questa incertezza si sono sommate le famose fake news, le notizie false. Hanno cominciato a circolare notizie di ogni tipo, tant'è che pochi giorni dopo
intorno al 26 di gennaio, pare, 26 di gennaio, lo so perché sono amministratore di un gruppo su WeChat, quindi sono stato chiamato in causa. Il governo cinese ha diramato un'ordinanza, ha detto da questo momento in poi le notizie false sono proibite per legge. È prevista la detenzione per chi diffonderà notizie false e pene severe. Ora, pene severe, insomma, quando il governo cinese dice pene severe va preso sul serio, non si scherza col governo cinese, quindi immediatamente si è assistito a una riduzione drastica delle notizie false e ogni volta che veniva pubblicato per esempio uno screenshot anche con dati ufficiali, gli amministratori dei gruppi dicevano o citi la fonte o cancelli questa immagine perché non ci serve a nulla. Questo ha aiutato tantissimo le persone a rivolgersi unicamente ai media ufficiali. Le notizie false, voglio evidenziare l'importanza di questo punto, le notizie false sono uno dei grandi nemici della nostra società, perché me ne sono accorto proprio in questo periodo, non tanto guardando dalla mia esperienza cinese, ma osservando quello che accade in Italia, c'è una naturale tendenza dell'essere umano alla fiducia. Ora, questa tendenza dell'essere umano alla fiducia è fondamentale. Noi ci dobbiamo fidare degli altri, altrimenti la nostra vita sarebbe impossibile. Per esempio, noi camminiamo sul marciapiede. Noi non ce ne accorgiamo quando camminiamo sul marciapiede, ma abbiamo fiducia che le macchine che passano a fianco non sbanderanno e non ci investiranno. Abbiamo la fiducia che le cose andranno come devono andare. Parimenti abbiamo la fiducia che se una persona ci parla, ci dice qualcosa, questa persona lo fa spontaneamente, genuinamente, cioè che non ci sta mentendo. Purtroppo pensare male sul web si fa meglio. Dobbiamo accettare l'idea che ci sono tante persone che stanno fabbricando dei contenuti falsi per mentire, per diffondere notizie non vere. Ora, le ragioni possono essere diverse. Ci possono essere dei poteri forti in campo, ci può essere per esempio, non so, l'intenzione di creare dissenso rispetto a un certo potere politico, ci possono essere interessi individuali, ci può essere la ricerca di avere click su YouTube, ci possono essere dei matti che semplicemente dicono delle sciocchezze, però dobbiamo tutelarci da questi fenomeni. Quindi io non posso stressare sufficientemente, non c'è modo di ribadire abbastanza l'importanza di alzare, elevare al massimo il senso critico. Inoltre, e questo è un aspetto importante dell'esperienza cinese, è fondamentale che ci rivolgiamo a fonti di informazione autorevoli. Quindi è impensabile oggi di informarsi sul web non controllato. Ci si può informare sul web controllato, quindi per esempio andare sul sito dell'OMS. Questo è fondamentale e l'esperienza cinese dimostra che una riduzione centralizzata delle fake news è fondamentale. Noi viviamo in un ambiente democratico dove questo viene considerato non possibile, ma l'esperienza cinese su questo secondo me ci insegna qualcosa. Poi cosa è successo? C'è stata una seconda fase in cui dopo qualche giorno hanno cominciato a apparire dei video di persone che offrivano dei servizi. Cioè facevano del volontariato, no? I primi video sono stati di allenatori che che spronavano le persone a fare ginnastica a casa. La prima proprio che ha circolato è un'allenatrice australiana che nel mezzo del bush australiano, bella sudata sotto il sole, ci diceva: vi siamo vicini e voglio insegnarvi a fare ginnastica a casa. A questo sono seguiti tantissimi altri servizi, tra cui anche i miei. Io stesso ho offerto tutta una serie di servizi in forma volontaristica di supporto psicologico. Quindi c'è stata una naturale offerta di servizi. A mio parere la maggior parte delle persone che hanno fatto questo l'hanno fatto a fini di marketing.
ma questo non importa, insomma, l'importante è che ci sono state delle forme gratuite di servizi per permettere alle persone di accedere a determinati contenuti, dal fitness alle lezioni di cucina fino alle lezioni di cinese, eccetera, eccetera. Vi ricordo che eravamo durante le festività. Più tardi, finite le festività che sono state prolungate fino al 10 febbraio, quindi di circa 20 giorni, dovevano terminare intorno al 20 e qualcosa di gennaio, le aziende hanno ripreso l'attività il 10 febbraio, non tutte ovviamente, le scuole sono tuttora chiuse, quindi è stato necessario spostare molte attività professionali e la didattica online. Questo ha evidenziato alcuni problemi di questa attività. Cioè, cosa vuol dire spostare la didattica online? Bene, io tra i miei clienti, che in Italia chiamerei pazienti, tra i miei pazienti ho tutti insegnanti, perché a Shenzhen la maggior parte della comunità internazionale è costituita da insegnanti di lingua inglese. Quindi i miei pazienti sono tutti inglesi e americani che proprio per le festività, quasi per la gran parte di loro è andata nel proprio paese, e poi a un certo punto si sono stati chiamati a fare lezione online dal proprio paese a bambini che stavano in Cina. Quindi mi hanno raccontato con assoluta chiarezza le difficoltà che si sono trovate ad affrontare. Io stesso ho affrontato queste difficoltà perché sto svolgendo una consulenza psicologica per sostenere gli studenti dell'Università di Pechino a Shenzhen, c'è una sede dell'Università di Pechino a Shenzhen. Ora, questi studenti, considerate che l'Università di Pechino è un po' come Harvard, solo che non ci si entra coi soldi, ci si entra per merito. Quindi, considerate in Asia l'equivalente di Harvard negli Stati Uniti. Quindi stiamo parlando di persone con grandi capacità. E quando parlo con loro mi accorgo che sono persone speciali, che hanno veramente delle grandissime capacità, non solo intellettuali ma anche emotive. Nonostante questo hanno bisogno di supporto. E una delle ragioni che ha creato maggiore scompiglio non è stato il coronavirus. Al coronavirus hanno reagito bene. È stato il fatto che si sono trovati ognuno nel proprio paese. Abbiamo studenti dall'Azerbaigian, dalla Tanzania, da tutti i paesi del mondo. Cioè, vi faccio questi esempi solo per farvi capire che non vengono solo dai paesi ricchi. Studenti che sono trovati a dover seguire le lezioni alle ore più impensabili del giorno e della notte, perché i loro professori insistevano sulla presenza. Parimenti per i professori o i maestri che si trovavano a fare lezione ai bambini di varie età a distanza è stata un'esperienza drammatica, perché hanno dovuto adattare tutti i loro modelli di insegnamento, hanno dovuto adattarsi agli orari, hanno dovuto darsi una routine ferrea. Le domande che la maggior parte delle persone ancora oggi mi pongono, io sto facendo attività di volontariato continue anche in Italia, tramite i social media, e la domanda che mi viene posta è: come faccio a organizzare la mia attività professionale a distanza e in quarantena? Naturalmente tutti i problemi del telelavoro stanno emergendo. All'inizio c'è stato un grande entusiasmo. Bloomberg scrisse un articolo in cui disse: è il più grande esperimento di telelavoro della storia. Il nostro grande esperto di telelavoro, che è il professor Domenico De Masi, che vi invito a leggere, ha gongolato per tutte queste settimane, finalmente il telelavoro. Io non sono tanto ottimista, penso che stiamo finalmente spingendo in una direzione che è necessaria, che abbiamo sempre considerato il futuro, invece è già il presente, cioè l'esplorazione delle possibilità tecniche offerte dalle nuove tecnologie. In passato io ho lavorato come consulente anche per progetti europei. Mi sono trovato più volte per fare delle riunioni di lavoro tra i partner a dover prendere un aereo, andare in un altro stato europeo, dormire in un hotel, incontrare i partner per poche ore, mangiare dei buffet non sempre di ottima qualità, dei pasticcini scadenti, socializzare con persone che stavano dall'altra parte dell'Europa, per fare poche ore di riunione, poi riprendere un aereo e tornare indietro. Ecco, è evidente che col telelavoro tutto questo non è più necessario.
noi possiamo tranquillamente fare la nostra riunione con una certa organizzazione direttamente online. Ma è anche vero che viene in questo modo a mancare tutta un'esperienza umana. Un'esperienza umana che è fatta di cose positive e di cose negative. Per esempio in ufficio, allora gli uffici sono dei luoghi veramente di aberrante desolazione, degli spazi che non sono fatti per abitarci, eppure sono i luoghi dove passiamo la maggior parte della nostra giornata. Però gli uffici sono anche fatti di persone, e in ufficio si conoscono quelli che diventano poi il proprio partner o il proprio amante, e ci si scambiano informazioni attraverso comunicazioni informali, si va alla macchinetta al caffè, si parla con le persone. È chiaro che se noi dovessimo spostare tutto questo in telelavoro, tutto questo si perderebbe. Allora pensate cosa significa tutto questo, per esempio, per una persona che vuole cambiare lavoro. Molte persone trovano i contatti per cambiare lavoro proprio tra i colleghi o tra aziende con cui collaborano. Immaginate se invece tutti i contatti che noi abbiamo normalmente professionalmente fossero funzionali, e quindi a loro venisse dato una certa fascia oraria, e noi in quella fascia oraria ci si incontra su una piattaforma come quella che stiamo utilizzando, si parla e poi si chiude, stop, e quella persona non viene più contattata. Chiaramente perdiamo una grossa porzione della nostra esperienza professionale. Allora, scusate, aggiungo ancora una cosa. C'è anche un aspetto di motivazione. Quando andiamo in ufficio, che ci piaccia o no, anche se ci annoiamo, dobbiamo fare delle cose. Quando invece siamo a casa, abbiamo tutte le cose più belle che ci portano altrove, insomma, da Netflix ai nostri hobby, alla cucina, tutto quello che ci piace a disposizione, a portata di mano. Allora, quello che mi è stato riportato è stato proprio la difficoltà di molti, non tanto a dire, adesso lavoro invece di fare altro, ma a motivarsi a fare nel momento in cui non gli veniva richiesto di fare proprio in una specifica fascia oraria. Quindi è chiaro che il telelavoro come potenzialità è eccezionale, ma dovrà essere coniugato a seconda delle necessità delle diverse realtà professionali. Sento dei rumori in sottofondo. Ok. Bene, allora, per aiutarvi a comprendere un po' come concettualizzare le tecnologie, voglio fornirvi, al di là della mia testimonianza, insomma, voglio fornirvi dei concetti di tipo sociologico. Il primo concetto che voglio fornirvi è il concetto di spazio. A mio parere non possiamo comprendere le potenzialità dei nuovi media se non riflettiamo sul concetto di spazio, però dobbiamo fare attenzione, perché il concetto di spazio, cioè la parola spazio, ha diversi significati. Allora, vediamone due. Il primo significato è quello di distanza. Io sono qui con voi a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, quindi quello che vediamo è che lo strumento che utilizziamo in questo momento annulla la distanza. Ok? Quindi io potrei essere vicino a voi, potrei essere a Udine, voi non lo sapete. Quindi le distanze sono annullate. Naturalmente non è proprio così, perché c'è il fuso orario di mezzo. Quindi è vero che annulliamo la distanza, ma io sono in un tempo diverso dal vostro. E poi vedremo cosa questo significa. L'altro significato di spazio è invece quello di luogo. E qua è importante invece fare una riflessione, perché è vero che lo spazio può essere annullato e non ci interessa, perché quello è uno spazio di attraversamento. È come quando andiamo a lavorare, no? A noi interessano due luoghi, che sono la casa e l'ufficio. Tutto quello che è in mezzo è uno spazio di attraversamento che non ci interessa, è una distanza che io devo coprire. Allora i media ci permettono di coprire questa distanza senza muoverci dal nostro luogo. Attenzione però che il nostro luogo
non è un luogo privo di connotazione, è un luogo connotato. Per esempio, il problema maggiore che si trovano ad affrontare tutte le persone che hanno dei bambini, che hanno una famiglia, è lavorare con i bambini nel proprio luogo di lavoro. Non è un caso che in azienda sia più o meno esplicitamente vietato di portare i bambini. Provate a lavorare con i bambini, specialmente se piccoli, in età prescolare, vicino a voi. Provateci. È l'esperienza che stanno facendo in tantissime famiglie, milioni di famiglie in tutto il mondo in questo momento, ed è la maggiore fonte di stress in questo momento per chi sta cercando di telelavorare da casa. Quindi il luogo è fondamentale. Se vogliamo immaginare di strutturare una società basata sul telelavoro, ci saranno tantissime difficoltà per andare in quella direzione, ma una delle difficoltà è quella di ripensare i luoghi. Le case dovranno avere delle stanze apposite. Non è immaginabile di poter telelavorare mescolando il luogo, no? Quindi il luogo del gioco, per esempio, dei bambini, con il luogo del lavoro. Questo sarebbe un carico eccessivo per l'attenzione, perché noi abbiamo diverse funzioni attentive, una di queste è l'attenzione selettiva. Se io per lavorare devo costantemente usare la mia attenzione selettiva per focalizzarmi su quello che mi dice la persona con cui sto lavorando attraverso uno schermo, e per non sentire le urla dei bambini 2 o 3 metri più in là, è chiaro che arriverò a fine giornata affaticato. Quindi vediamo che per quanto riguarda lo spazio abbiamo dei vantaggi e degli svantaggi. Il vantaggio è che annulliamo la distanza e quindi questo ci permette di entrare in comunicazione con persone lontanissime. Ma tutto questo noi lo sapevamo già. Quante storie d'amore continuano a svolgersi tra persone che vivono in paesi diversi e che si vedono fisicamente pochissimo, eppure funzionano perché si vedono sui social media, perché usano un telefonino per vedere la propria immagine e fare tutto quello che quasi tutto quello che farebbero comunque tramite telefonino. Il difetto è che, come vi dicevo, ci sono dei luoghi che sono connotati, che hanno delle caratteristiche, e questi luoghi inoltre si trovano a una distanza che non è tanto la distanza in chilometri, ma la distanza del tempo, cioè il fuso orario. La distanza del tempo è fondamentale e il tempo è la seconda categoria che vorrei introdurvi. Il tempo relativo alla distanza è il tempo che noi impieghiamo per coprire una certa distanza. Nel nostro caso, quindi, si trasforma nel tempo nella disconnessione temporale tra persone che stanno in fasce orarie diverse. Questa è una cosa di cui dobbiamo tenere considerazione, perché, per esempio, non possiamo chiedere alle persone, come viene fatto in questo momento, di lavorare di notte. Io pochi giorni fa sono stato invitato a una conferenza della Camera di Commercio Italia-Cina. La persona che la organizzava, che normalmente risiede in Cina, si trovava in Italia e ha dovuto costantemente alzarsi alle 3-4 del mattino per bilanciare la propria vita professionale con gli orari dei colleghi in Cina. È assurdo, è impensabile. E poi c'è un altro aspetto del tempo su cui dobbiamo riflettere, che è il tempo della relazione. Come vi dicevo prima, è vero che vi dicevo che quando siamo in ufficio, per esempio, un sacco di tempo viene sprecato, no? Per stare alla macchinetta del caffè, per fare le 4 chiacchiere, eccetera. Da un punto di vista di produttività, di mera produttività, quello è tempo sprecato. Ma dal punto di vista umano è tempo dedicato alla relazione. Ora, noi siamo esseri umani, siamo esseri sociali, quindi siamo sicuri di poter eliminare il tempo della relazione? Questo è un aspetto fondamentale. È evidente che a meno che non strutturiamo i nostri media in modo tale da permetterci di avere il tempo per la relazione, rischiamo di perdere un'importante fetta della nostra esperienza, che è quella fetta che rende l'esperienza umana. Quindi, come al solito, i media ci offrono le possibilità tecniche, ma noi siamo esseri umani e abbiamo bisogno
di contatto umano. E questa è la ragione che mi porta a cercare di rispondere a una domanda. Le aziende di tutto il mondo sono costantemente impegnate nel cercare di ridurre i propri costi operativi. Com'è possibile che nessuna azienda, salvo poche eccezioni, nel mondo abbia mai pensato di introdurre massivamente il telelavoro come modalità di lavoro per ridurre i costi strutturali? Riflettiamoci. Non si tratta naturalmente solo di quella deprecabile cultura del lavoro per cui il capo deve controllare gli impiegati. Evidentemente c'è di più, ed è la dimensione umana del lavoro. Vorrei chiudere questo mio intervento con una considerazione. Per anni, sono almeno 15 anni che io ascolto riflessioni e leggo riflessioni di eminenti sociologi e mass mediologi che descrivono i giovani, questa categoria che non sappiamo cosa sia, comunque siete voi i giovani come quelli che sono nati col telefonino in mano e quindi trasferiscono tutte le informazioni sui social media. Ora, io sono sempre stato molto scettico verso questa descrizione, non l'ho mai trovata veritiera, perché io guardo i giovani, ho lavorato per i giovani, ho insegnato in istituti di ogni tipo per tantissimi anni e non ho mai visto i giovani svolgere le proprie attività solo sui social media, semmai integrando la propria attività in presenza attraverso i social media. Cioè quello che vedevo e che vedo tuttora è che i giovani, anziché incontrarsi e poi ciao ciao ci vediamo domani, si incontrano e poi bene, adesso che vado sul treno continuiamo a chattare. Quindi è un potenziamento della comunicazione. Bene, la riflessione che voglio farvi è che dalle mie osservazioni del tutto non scientifiche, i giovani, cioè quelli che hanno insomma della generazione dei ventenni oggi, sono i più colpiti, o anche gli adolescenti, sono i più colpiti dalla quarantena. Non possono incontrarsi con i loro amici. Sono i più colpiti, quelli che hanno mostrato le maggiori fragilità. Perché tutti gli altri in qualche modo riescono a dare un senso a questa mancanza di vicinanza, ma il giovane ha bisogno del contatto umano. E io ricordo molto bene questa dimensione. Oggi ho 41 anni e devo dire che se potessi farmi 15 giorni di quarantena in totale isolamento in un hotel a 5 stelle, come vengono obbligati molti italiani di ritorno in Cina a fare, sarei molto felice. Spegnerei internet e lo accenderei un'ora al giorno per parlare con i miei figli, ma sarei molto molto felice. Ma quando avevo 20 anni io ero attaccato al telefono e a 15 anni ero attaccato al telefono, quello ancora col filo, no? Quindi ricordo il mio bisogno costante di vicinanza. Quindi non possiamo fare una riflessione mass mediologica senza a questa aggiungere la dimensione psicologica. Noi siamo esseri umani, abbiamo una psiche. La psiche non è fatta solo di pensieri intellettuali, di idee o di ideologie, è fatta di emozioni. Le emozioni noi le sentiamo nel corpo. E dunque, quando parliamo di presenza, noi parliamo di corporeità, di fisicità, di odori anche sgradevoli, di persone che si toccano, di sensazioni che proviamo nel corpo. Per esempio una certa persona diciamo che a pelle non ci piace, o viceversa naturalmente. Dunque immaginare che le potenzialità dei media in questo momento possano sostituire tutto questo mi sembra spingere nella direzione sbagliata. E fra l'altro molte persone che lavorano con le nuove tecnologie di questo se ne sono accorte, tant'è vero che si sta lavorando sulle realtà aumentate, sulle realtà virtuali e su strumenti che cercano di simulare la presenza di un'altra persona anche nel tatto, nell'olfatto, no? Quindi non solo nella vista e nell'udito. Vedremo dove si arriverà, vedremo, però è evidente che c'è una dimensione di fisicità umana che non può essere trascurata. E questa dimensione è quella che è mancata a tantissime persone, tanto in Cina come in Occidente, come in tutti i paesi occidentali. Vorrei chiudere soltanto riportando la vostra attenzione, quindi abbiamo parlato di
di media molto avanzati, abbiamo parlato di spazio, abbiamo parlato di tempo. Vorrei chiudere soltanto con una raccomandazione. Lo so che l'ho già detto, ve lo ripeto. Non informatevi su fonti non autorevoli, non ufficiali. Non perdete neanche il tempo ad aprire, a guardare, fosse solo anche per divertimento, tutti quei video che circolano su Facebook, su WhatsApp, eccetera. Non ha senso ed è controproducente. In Occidente, per tutta una serie di ragioni che hanno a che fare con il nostro modello democratico, noi non tamponiamo quella che a mio parere è una vera e propria emergenza informativa e lasciamo al singolo la responsabilità di informarsi correttamente. Si può discutere sulla opportunità di questa scelta, ad ogni modo ricordatevi che esistono dei canali ufficiali e solo ed esclusivamente su quelli dovete informarvi. Questo anche per la vostra, non solo per la vostra informazione, ma anche per la vostra salute mentale, perché le notizie false hanno l'effetto di creare incertezza e proprio in questo modo destabilizzano l'individuo e, siccome la società è fatta di individui, la collettività.